Si confessi, signora. Salve, signor prete, salve. Io sono qui perché ogni tanto non mi comporto tanto bene. Il signore sa tutto. Ah, allora si giusto, sappiamo un approfitto per che l'MD ancora un prezzo che... Signora, ma che ha capito? Io sto dicendo, il signore può perdonare i suoi peccati. Ah, scusate, ma mi pensava che già lo sapeva, perciò me ne stava iendo io. Si confessi pure, signora, sono qui per ascoltarla. Signor Preveto, praticamente io ho dei problemi, signor Preveto, tengo mio marito che non lavora, non fatica proprio mio marito, e c'è la crisi proprio, signor Preveto. Signora, bisogna pregare tanto, ma proprio tanto, e vedrà che suo marito troverà un lavoro. Signor Preveto, io questo volevo chiedere, ma non è che vi sapesse un guaglione a faticare? No, signora. No, signor Preveto, ma chi si pure andava a piazza, non andrà a chiesa, ti capito? No, che lo fatti che sto genio utene. No, mi dispiace. A chiesa non deve né serranda né serrandini e né qualunque altra apertura. Quindi si confessi e mi faccia sapere quello che lei ha da dire. Signor Preto, praticamente ieri sono giunto all'MD e mi ci pigliato in una pelata, in un litro di latte e mi ci messo a bordo, signor Preto. Poi a scena, mi ci pigliato tutti i pacchi di pasta e mi ci messo a bordo e mi sono fiuto, signor Preto. Signora, questo è peccato! È peccato! È vero, signor Preto, pensavo pure di gente anche pelato, ma senza la pasta che faccio? Non posso fare niente, e infatti mi ci ho messo a pigliare. E vabbè, se tutto faccia 7 Ave Maria, 2 Padre Nostro, 2 atti di dolore. A proposito di dolore, non è finito, signor Prete. Ieri quando stavo spannendo i panni tutti quieti. Comunque a chiappa che le due palazze e cacubina, che dolore che sentite, che dolore, mamma mia, la facetto male. Che ha fatto? L'ho sturpiata. Scusate, non ci capite. Prevete, l'ha fatta a sangue. Oh, signore, perdona questa donna che non sa quello che fa. Pure io dicevo, signor Preveto, Gesù perdona prima che sto l'ha già sguarrata. Signora, ma lei conosce la parola? Come? Fate che... No, a buffe parole non capite niente, signor Preveto, veramente. Ma io dico la parola del Signore. Oh, signore? No, che lui marito non ci stava. Ma almeno hai conosciuto i sacramenti. Con tutto il rispetto per il Samento, signor Preveto, ma io non la conosco, la Samento, no? Cioè non ho avuto il piacere di conoscerla. Madonna mia. Ma ha festeggiato almeno un battesimo. Come? Ma faccio a cipicchia, come, signor Preveto? 150 invitati, signor Preveto, 80 euro a persona. E abbiamo fatto una festa incredibile. Per non parlare dei cantanti, appunto, Tommy Ricci, nella Matteo Ferruccia, sapete, Vagliano Giovanni, che là. Mamma mia, troppo bello. Ma non è possibile. Non è possibile, non ci metti a fare dicendo di questa maniera. Va bene, signora, io l'unica cosa che vi posso dire è che è scritto che se voi credete veramente con il cuore, il Signore dice che Lui è alla porta del vostro cuore e bussa, e se voi aprite, Lui entrerà da te, cenerà con te per sempre. A casa mi può piacere, no, signor Pre, già non si massa, se ne è giunto mio marito, mi ha portato un altro, piace, sto meglio così, dacci un dopo te, mi puliterò, mi piace.